Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Martedì 26 settembre i carabinieri di Istra hanno arrestato un 44enne di nazionalità marocchina ritenuto responsabile di tentata rapina. I militari dell'Arma sono intervenuti a seguito della segnalazione al 112 da parte del direttore di un supermercato, il quale stava inseguendo un uomo che dopo aver tentato di asportare merce l'avrebbe spinto per guadagnarsi la fuga, per poi cercare di allontanarsi a bordo di un autobus. Vistosi raggiunto nel tentativo di fuggire avrebbe abbandonato la merce, risultata del valore di 266,62 euro. I carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo non appena questo era salito nell'autobus per allontanarsi, arrestandolo. La mattina dopo il giudizio per direttissima, durante il quale il Tribunale di Venezia ha convalidato l'arresto senza l'applicazione di misure cautelari. Ancora cronaca. La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che la Regione Veneto, viste le condizioni climatiche favorevoli all'innescarsi di incendi boschivi e di vegetazione, ha decretato a partire da oggi, 28 settembre 2023, anche per il territorio del Comune di Venezia, lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi. In caso di avvistamento di un incendio, la Protezione Civile raccomanda di contattare immediatamente il numero 115 dei Vigili del Fuoco. Per i comportamenti da seguire si consiglia di visitare anche le sezioni sugli incendi boschivi nei siti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e della Regione Veneto. Nel pomeriggio di oggi, in Questura di Venezia, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'installazione fotografica Linea Interrotta, opera dell'artista veneziano Michele Tombolini e dell'Open Call diretto alle scuole della città di Venezia, indetta e realizzata dalla Questura e dalla Biennale Educational per sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza nei confronti di tutte le vittime vulnerabili. Il maestro Tombolini ed il cofondatore della Galleria Internazionale Chris Contini Contemporary, Cristian Contini, hanno esposto quali siano state le idee e le tematiche alla base della realizzazione del progetto Linea Interrotta, mentre il direttore della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, ha illustrato il concorso dal titolo Open Call for Ideas Michele Tombolini, collegato al progetto dell'artista. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Parliamo di sanità. La comunità scientifica è da tempo consapevole che le terapie antitumorali possono avere come effetto collaterale conseguenze negative sul cuore. È invece una scoperta recente il fatto che il tumore possa agire negativamente sul cuore anche direttamente, mediante segnali molecolari sin dalle prime fasi del suo sviluppo e prima delle terapie antitumorali. A far fare un notevole passo avanti agli studi sul rapporto tra tumore e cuore è una ricerca promossa dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova e dell'Oncologia di Milano, ricerca che per la sua rilevanza ha meritato la pubblicazione su una prestigiosa rivista scientifica internazionale. I particolari nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.